Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi vediamo una difesa per il nero molto curiosa. In realtà non si è inventato assolutamente l'acqua calda. Colui che ha dato il nome a questo tipo di difesa è Charlie Story, un maestro FIDE da 2262 punti attualmente nel gioco standard, mentre nel Blitz è sopra ai 2003. Praticamente in che cosa consiste questo tipo di difesa? Consiste nel giocare queste tre mosse iniziali. Si potrebbero giocare quasi indipendentemente dal tipo di gioco che conduce il bianco, quindi uno di quei famosi sistemi universali, dove le mosse sono 1, 2 e 3. Senza uccidere lo schieramento bianco sarebbe meglio. Allora, qui il nero ha messo il suo cecchino, da cui deriva appunto il nome di questa apertura, in questa catena a V di pedoni, quello che noi comunemente chiamiamo il fianchetto. Per questo dico che nessuno ha inventato l'acqua calda. E quindi tutto il gioco viene incentrato da questo alfiere che attacca da lontano il centro, e questo pedone che talvolta viene anche sacrificato per riuscire ad avere un gioco più dinamico. Ci sono diverse varianti di gioco, questa è la variante The Sniper. Un altro modo di giocare questa difesa sniper è la Sicilian Sniper. Dopo, ovvero 1 e 4, si gioca direttamente C5 e poi a seguito dello sviluppo del bianco si ritorna comunque in questa posizione. Se il bianco conosce questo tipo di difesa, ma ovviamente non potrà mai intuire, capire a priori che il nero va a fare questa difesa, c'è l'anti-sniper, ovvero l'apertura B3 e alfiere B2. Perché? Perché non permette questo tipo di gioco, perché c'è già l'alfiere. Infatti anche nel gioco veloce online solitamente vedo che una delle aperture giocate così è quello di andare subito a fianchettare gli alfieri. Allora, un mio piccolo consiglio che posso darti è che quando vedi subito che l'avversario va a fianchettare un alfiere, probabilmente andrà a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Quindi, rispondendo in questo modo, gli impedisci di fare il gioco che hai in mente. Ho visto che molte volte con questo semplice gioco a specchio si può mettere in difficoltà l'avversario. Andiamo avanti. E poi c'è quest'altra variante della sniper, che è questa qui, quindi E4, G6, D4 andando a prendersi tutto il centro. Ecco, queste sono le classiche difese moderne dove il nero non va subito a combattere per il centro con i pedoni, ma da lontano con i pezzi leggeri. Dopo alfiere G7 segue C3 per rafforzare il centro, e ora D5 che sarà poi seguita da C5. Eccoci rientrati nella sniper. Allora, qui quali sono le possibilità del bianco? Ovviamente quella di catturare, ma probabilmente quella così più istintiva è quella di spingere il pedone, creando così una catena di pedoni, una diagonale tutta sul nero, tra l'altro sul nero che è lo stesso colore dell'alfiere nero. Sembra un'ottima cosa, sembra molto forte. In realtà noi sappiamo che avventurarci così subito in avanti con i pedoni può essere una lama a doppio taglio, perché o riusciamo a travolgere il nostro avversario togliendogli ogni tipo di spazio con questi pedoni, o solo riuscendo a perdere magari questi pedoni si rischia che poi questi pedoni rimangano sospesi e che prima o poi nel medio gioco cadano. Qui come può continuare? Appunto, dopo E5 può seguire, per quanto potrà sembrare strana, F6. Tanto il cavallo non è ancora stato sviluppato, non c'è nessun problema, non c'è da temere questo tipo di entrate perché c'è il pedone in G6, e dopo il
bianco può giocare in questo modo, sicuramente, può prendere anche immediatamente, si può giocare in questo modo qui e poi segue ovviamente l'arrocco. Se invece torniamo a noi, se invece il bianco decide di giocare F4, segue ovviamente il cambio di pedone e cambio di pedone ancora. Il cavallo si deve sviluppare in qualche direzione, va in H6, cavallo in F3 e ovviamente poi il gioco seguirà i suoi sviluppi. Ovviamente il nero non è in una buonissima struttura, ma può comunque giocare la partita. Dunque la successione iniziali di mosse, secondo questo maestro fide, devono essere giocate il prima possibile, indipendentemente da cosa faccia il nostro avversario, che è il bianco in questo caso. Giocare il prima possibile queste mosse qui. E ci dice che nel campionato inglese del 2009 questo tipo di difesa gli ha fatto fare un 4 punti su 4, giocando anche contro grandi maestri e avendo una performance di 2600 punti. Quindi è rimasto molto affezionato a questo tipo di difesa che gioca praticamente spesso. Inoltre ci dice che è una difesa semplice, non c'è bisogno di conoscere molta teoria, che è adatto secondo lui per tutti i giocatori da circolo che hanno un punteggio che va da 1400 punti fino a 2002, che qui in Italia è il punteggio è la nomina di maestro. Adesso andiamo a vedere invece un gioco, così possiamo capire meglio poi come si sviluppa questo tipo di difesa. Allora, gioco numero 1, E4, G6, cavallo F3, alfiere G7, D4, C5. Tutto secondo i nostri piani. Ora, ovviamente questo tipo di mosse si poteva tenere in un'altra successione, nessun problema, anzi spesso appunto deriva, come abbiamo visto, anche da una difesa siciliana. Qui il bianco decide di prendere questo pedone, ma si potrà fare tranquillamente meno, però sono scelte. A questo punto noi sappiamo che questo sacrificio ha liberato la diagonale all'alfiere camposcuro e prima o poi, con un po' di intuito, possiamo capire che quel pedone lo riprendiamo. Ma il nero non ci sta a star sotto di materiale, quindi gioca donna 5 scacco, siamo costretti a difenderci con pedone C3, ma c'erano altre soluzioni, e infine donna che recupera il pedone. Ora facciamo qualche piccola considerazione. Ora, la donna del nero non è ben piazzata, è centralizzata e può dare un po' di sostegno al centro, tuttavia può essere preda di facili attacchi e quindi il bianco può costringere il nero a muovere la donna in apertura tante volte, cosa che sappiamo che non è il massimo. Tuttavia, così come nella difesa siciliana, il nero ha un vantaggio. Qual è il vantaggio? Innanzitutto la struttura pedonale. Qui manca un importante pedone centrale, mentre qui c'è. E infatti si è scambiato un pedone semicentrale per un pedone centrale. E questa è una cosa importantissima. L'autore del libro addirittura dà un valore diverso ai vari pedoni a seconda di quale colonna occupano. Per esempio, il pedone di torre non vale 1, ma vale un quarto. Il pedone di cavallo vale metà. Il pedone d'alfiere vale 1 e i pedoni centrali valgono 1,5. Secondo questo suo principio e criterio di valutazione, che può essere una cosa interessante, una novità interessante, il nero è in vantaggio. Ora tocca al bianco e il bianco sceglie un piano piuttosto singolare ma efficace. Gioca cavallo A3, il cavallo all'esterno che solitamente non lo mettiamo mai. Ovviamente non poteva svilupparsi in C3, però poteva andare in D2 e creare questo tipo di gioco, evitando poi gli attacchi frontali su B2, ma decido di giocare A3. Scopriremo presto il perché di questa mossa. Il nero deve completare lo sviluppo e dunque arroccare, e subito cavallo B5. Cioè l'intento del bianco era da subito di andare in B5.
Qual è lo scopo di andare in B5? Ovviamente di andare a tenere la donna sotto scacco, perché dopo qualsiasi tipo di spostamento segue questo tipo di mossa qui, ma non è l'unica ragione. Quel cavallo va a togliere anche case importanti per la donna. Ricordiamoci che questo cavallo ovviamente è protetto dall'alfiere, e quindi intanto il nero arrocca. Ricordiamoci che questo punto è ancora critico perché la torre può essere presa, casomai quella casa non viene controllata. Tocca al bianco, alfiere 3, così come abbiamo detto prima, e la donna ora, se ci pensi, non è che abbia tantissime case dove andare. Non può andare qua, non può ritirarsi nella bellissima casa C7, non può andare in B6, insomma non ha tantissima scelta ed è costretta ad andare in C6, e questo il bianco ovviamente l'aveva previsto. In C6 però c'è un controgioco, perché la donna va a creare minacce su E4, segue alfiere D3. Inutile dire che il nero non può catturare questo pedone perché la donna è incolata, inchiodata alla casa C7. Ovviamente questo il nero lo sa molto bene. È il turno del bianco che decide finalmente di arroccare, e il nero alfiere B7. Guardiamo un attimo le strutture pedonali. Il nero è sicuramente in vantaggio, una struttura migliore, ha entrambi i cecchini in fianchetto, manca solo un pochettino di sviluppo, quel cavallo che è ancora rimasto alla base in B8. Torre E1 per andare a proteggere a raggi X questo pedone, e alla fine qui ho visto bene una spinta che può essere, diciamo, di rottura come D5, anche se poi potremo seguire queste cose qui, ma il nero ha deciso di giocare D6 in modo più prudente e fare questo gioco qui, e magari in un futuro anche questo tipo di gioco. Quindi pedone D6, A4 sostenendo poi il cavallo fastidiosissimo, A6 costringendo a togliere quel cavallo, e cavallo che va in D4 andando anche a minacciare la donna. Ora finalmente la donna può andare in C7, segue questo pedone, ovviamente il nero non può accettare altrimenti ha un'impedonatura, e si spinge in B5. Ora questo cavallo qui ha poche case a disposizione, per questo motivo il bianco decide di andare in C2. Cavallo in BD7, finalmente questo cavallo è sviluppato, e ora vediamo come si evolve la situazione. Alfiere F4. Perché questa mossa? Sembra che qui l'alfiere sia in una buona posizione, che tiene ovviamente inchiodato il cavallo a questa casa, ma il bianco decide di giocare alfiere F4. Perché? L'idea ovviamente è quella di andare poi a spingere in E5, e dato che il nero ha capito benissimo il piano del bianco, gioca di profilassi e spinge lui E5 prima che possa farlo il suo avversario. Alfiere G5 per non rientrare, H6 perché questo alfiere può essere fastidioso, e il bianco decide di cambiare il cavallo. Vediamo un attimino che cosa è successo, facciamo un piccolo riassunto. L'alfiere è andato qui e si è spostato una volta, poi il nero ha giocato questo e l'alfiere è andato qui, si è spostato per la seconda volta, il nero ha giocato questo e alla fine questo alfiere si è spostato per la terza volta, cioè abbiamo mosso praticamente 3 volte, il bianco ha mosso 3 volte di fila questo alfiere e alla fine non ce l'ha neanche più. Questi si chiamano tempi morti, tempi persi, e quindi il nero beneficia di questi tempi persi, tra l'altro catturando di cavallo, perché se al bianco dava fastidio questo cavallo in F6, ora per tutta risposta c'è di nuovo un altro cavallo in F6. Segue poi cavallo in B4, torre in A va in D8 andando a supportare questo pedone arretrato, e donna in B3. La donna qui trova una buona casa, si toglie ovviamente da questa linea e va anche a rafforzare
il controllo su D5 e il nero ora gioca bene, D5. Qui ovviamente seguono una serie di scambi, quindi finalmente la scacchiera si alleggerisce un pochettino e abbiamo pedone per D5, cavallo per D5, alfiere E4, cavallo per B4, pedone per B4, alfiere per E4, torre per E4 e ora che la carneficina è un attimino finita, il nero decide di consolidare la sua posizione con re in H7. Segue il rientro della torre in E1 e F5. A questo punto il nero si trova molto bene, ma molto bene, ha una struttura pedonale sicuramente superiore e ora questo cecchino può farsi veramente sentire, anche perché è supportato da questi pedoni che presto potranno avanzare. È il turno del bianco che gioca torre in A, va in C1 per ovviamente attaccare la donna e controllare questa colonna. La donna decide di rimanere sulle case nere con D6 e di nuovo una minaccia e la donna va in E7, che è una casa ottima perché mantiene la pressione su B4 e qui ora è il nero che tiene sotto scacco la donna perché deve difendere quel punto debole. Il bianco ora gioca su questa inchiodatura, cavallo in D4, ovviamente il nero non può prendere e conta poi di andare qui e creare un po' di danni. Segue torre D6 per evitare l'entrata del cavallo e torre G2, cavallo in C2. Perché questo ritiro di cavallo? Per andare a proteggere il punto in B4, quindi lasciando la donna libera di agire. Intanto il nero ne approfitta per raddoppiare le torri e segue un cambio, torre per torre e ci siamo. Ora tocca al bianco che gioca cavallo in E3, E4, liberando il nostro amatissimo sniper, donna in C2, torre in D8, H4. Ok, perché ora il bianco decide di sacrificare questo povero pedone? Perché vuole entrare con la donna in queste case e finché c'è lì la donna a controllo non lo può fare. Di conseguenza il nero accetta questo gambetto e ora finalmente la donna può entrare in C6, andando così a cercare di rompere quei pedoni e andare poi a promozione. Però ho fatto un pochettino male i conti perché ci sono mosse molto forti come F4 per il nero, donna per E4 e torre D4. Qui è veramente lo sfascio del nero, la posizione è ovviamente critica, ce ne possiamo accorgere, la torre è protetta che va anche a catturare questo pedone, c'è un cavallo sotto, questo pedone può andare a creare della rottura, anzi può esserci anche veramente il matto fra non molte mosse, quindi il bianco decide di abbandonare. Qui questa partita abbiamo visto che il nero non ha fatto grandi mosse, grandi sacrifici né grandi tatticismi, ha fatto la sua partita, ha disposto bene le sue forze e ha ottenuto così un punto pieno.